Durante la Resistenza, più o meno, che c'è stato qualche episodio che ricorda lei, che sa, qua a Fiera? Dunque che era anche chi che si riunia qui del CLN, Sì, qua in Fiera, qua in Fiera, sì. su che casa era che si trovava? Proprio su via Alfaia, dei fratelli Caldato. Mi lei a rendermi qua sempre, ma non mi ha mai trovato. Non mi ha mai trovato perché aveva, mi ricordo sempre, una beretta e anche così, ma mica è una vida qua. Solo i pali di vida così, che poi venire per attraverso, mettevi così e dai fuori non vedeva niente, no. Di sta? Ah, Di sta no, d'inverno era un po'... no, mi dispiace dirlo perché se mi tocca ancora, ti sa? Beh. E beh, ormai se passasse, spera che Tasa. non capita più. E ora, che avevo i piccoli, no, perché era giovane, e quando, mi scusa, quando mi faceva caca, e metteva sull'ampur, la metteva scoperta, ero sotto che era, mi a toccare all'ampur, ed era proprio, e c'era tutta sta roba sporca, e metteva apposta, no? E ora non andava perché era a cacca, no? Ecco, mi pensava tutte, insomma. Insomma, dai fratelli Caldato. Questi fratelli che si riunì al CLN. Qua della zona, di che gruppo era? Come si può chiamarlo? Perché non so che conosca molto. Dunque, guarda, i gruppi qua, il lavoro a Nanetti, qua che era il centro, dove chi veniva, chi mandava male i ragazzi, chi doveva andare via. Ma hai fatto mai anni qua durante, da chi 2 anni ha, dal 43 al 45, i fascisti, hai fatto altre... No. Esempi di qua per illustrazione? Non ho mai trovato, io da poter... altro che uno della poesia, dell'opera, che era la poesia più terribile che fosse, e gli ha mandato qua. Uno dicendo che se naturalmente era tedesco, mi ho capito subito l'antifono che non era un cavolo, che gli era partigiano, che basta. E dice, mi mio cuore, dice così, mio cuore qua, perché lo sento franco, ti darò questi pur di mandarlo via, ma mi era sicura, e qua che era di ragazzi, sposati in marito, uno dei quali uno gli era mio nipote, scampè subito stanotte perché domani rientrare, e sta vero di Madrid era qua. Non si può, non può stare qua, gli altri più un minuto. Dice andai via e fuori, dice ha raggiunto la Nanetti, che era Vittorio Veneto, e va qui a operare delle nostre montagne. Non vi sono stati scontri qua in Fiera, diciamo? Gli scontri poi, chi fa 2 ragazzini, chi aveva uno 16 e uno 17 anni, e gli ha portato in Cornarotta, e gli ha dato questi ragazzini per chi voleva che dicesse il nome di partigiani, ma chi ragazzini non sai il nome di questa gente. Chi erano questi ragazzini? Uno gli era Romeo. Sono ancora vivi? Sì, invece Sì, che era giovani. andai in America, aveva 16 anni, di 7 poveretti, gli ha portato, gli ha bastonai, e dopo sua sorella, oh, brava, è ancora iscritta a Partito Comunista, sa. Sua sorella è andata a Portosto e l'aveva trovata, gli era tutto guasto. Io l'ho bastonato, io l'ho stare senza curarlo. Poi ricordarsi, insomma, che si riuscì per venire fuori. Ma che Gapi copà qualcheduno qua, dei Fierotti? No, che si stai bastonai molto. Chi era due partigiani, e di fronte ai genitori che avevano tanti di quei botte, che gli era cosa, Elio Fregonesi uno, che le cacciapai tanto, perché stanca onorevole. E dopo gli era Tony Zanin, e un altro, che bastonai tutta la notte. Allora va a andare Tony Zanin, invece gli ha portato via Elio Fregonesi, lo ha portato in caserma. Dopo si scampà, è andato con i partigiani, ecco. Elio Fregonesi.
Ma dopo parlando con quelli del casier, con tante persone, mi diceva che ogni tanto arrivava sul sil dei morti. No, no. È vero o no? Oh, Dove sono andati fuori questi mamma morti? mia, gli erano i gai così, I gai, che sì. cose. Tutti ti ricorda di questo fatto che era i gai. E altro che quando che era un tedesco che occupava, qui chi trovava in quel momento i sequestrava e occupava. Ma anche fascisti che ne era però obiettivamente, che veniva buttati dentro, non sì. solo che comunisti. Sì, perché quando che anche uno. Era una lotta così, insomma, accanita, gli ragioni. Cosa si è voluto della guerra civile? Perché tutti i ragazzi gli erano fascisti, che altri poveretti, possono gli erano i partigiani, che qui erano tutti i ragazzi, tutti i ragazzi poveretti, cosa fare a occuparsi così. Ma E poi, aspetta che proprio avanti alla liberazione poveretti, gli occupai, che si porsilea, e hai a scaricare non so quanti poveretti, era da Casal, da Casier, e ancora il Zippo. dove sei? A Silea, alla chiesa che si chiama della Madonna della Salute. E i scaricai, così come che si butta su a Giara quando col camion, i gaccopai, insomma. E nel Zippo è. In Austria invece la liberazione era a 9, chise a Viorba, I vostri come i nostri dell'uovo, proprio la sera l'ultimo della giorno. liberazione. Come mai ora? Perché questi ragazzi, nell'entusiasmo che la guerra non aveva per finire, e voleva ancora fare un'azione contro i tedeschi, fare qualcosa insomma che restasse, che ora si sentia che non vai a trovare i tedeschi. Li ha messi su una canonica, ma che il prete Anna non andava a avvisare nessuno, li poteva mandare qualche giorno. E non è vero, al giorno d'Rio già occupai che demoniano come commemorazione Cimitero. di Orba, Era dell'Orba. proprio sul muro del cimitero. Che se tutti i sua mura, che sia i piere, che se tutti ancora i gas ai bugi dei paotto, li occupai tutti. E a Resi e un'altra, i gavai e peperai, perché poi c'era uno che era proprio tutto di traverso così, e gavai, preparai, invece sua casa per portarmi sul cimitero, insomma, in quel tempo. Ti ho raccontato il fatto dei guardini. Che avevi i guardini dei partigiani qua, che sono venuti della questura e uno si mamma mia, ti puoi immaginare? Paga tra i passi. Buoni, per andare a tirare soldi dei vari seguideri industriali, diremo così. E mi aveva un cartone, cioè due che metteva dentro le tessere. Dentro là gli era qui, no? E gli era dove questi? Sfoglia, che da una parte che gli era scritto che dovevano tirarti i soldi, da che altri gli era bianco, aveva fatto, li aveva messi in bianco in modo che altri non veda, non me la assaggiò. Sono andata in cerca tanto per ringraziare, non l'avevo più visto. Mi ricorderò sempre di sto fatto, che vuoi caro di incontrarlo per ringraziarlo. E Gacciapano, è vero? Sta a casa. E la girava, e mi lo parlava, ma tu sai, era tre marea, e io parlavo, e mi toccava andare preso, no? Qui non c'è niente, gli ha detto. E lì ho sbassato gli occhi perché dico, se mi adesso guardo, a parte che sia una piata d'intesa, guarda, e mi ricorderò sempre, gli era alto e uno gli era basso. Mi ricordo di alto, gli era anche un bel ragazzo. E sono andata in cerca, devo trovare, perché non posso dirgli ai superiori di sto fatto, come se che posso? Poi io metto in gara, io no. Ciao, vedi, e uno mi ha salvato.